Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. I giorni dei vulcani siciliani, la situazione più difficile a Stromboli, allerta rossa e preoccupazione da parte delle istituzioni. Il governatore Schifani pronto a chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e di mobilitazione straordinaria. L'Etna è tornato alla calma dopo una notte di cenere e fontane di lava. Dal primo pomeriggio totalmente operativo lo scalo di Catania, tanti disagi dovuti alla cenere non solo in aeroporto ma anche in città. Non ho mai detto che è stato bellissimo, così la 19enne violentata un anno fa da 7 ragazzi al Foro Italico di Palermo davanti ai giudici ha smentito anche di aver avuto un rapporto col datore di lavoro del suo ex. Palermo nel vortice della violenza, 17enne tunisino picchiato selvaggiamente nel centro storico in piazza Principe di Camporeale, rider aggredito da 20 persone. Siccità in Sicilia, le acque reflue depurate provenienti da Castelvetrano potranno essere riutilizzate per scopi irrigui. Una nave cisterna della Marina Militare rifornirà le città costiere dell'Agrigentino e del Nisseno. Da domani al via i saldi in Sicilia, 150 euro la spesa ipotizzata in media per ogni famiglia, un giro d'affari che sarà di circa 14 milioni. Calciomercato, al Catania dopo Colpani e Adamonis arriva Anastasio dal Monza, l'esordio in Coppa Italia dei rossazzurri il 3 agosto contro la Carrarese a Chiavari. Di nuovo bentrovati, partiamo dall'eruzione allo Stromboli. La prefettura di Messina ha allertato per eventuali emergenze strutture sanitarie ed ospedaliere in Sicilia, Calabria e Campania. Il sindaco di Lipari ha disposto con ordinanze il divieto di scalata al vulcano. Il governatore Schifani è pronto a chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e di mobilitazione straordinaria. Sentiamo Francesco Triolo. La Presidenza della Regione sta seguendo l'evoluzione della situazione di Stromboli in contatto con il capo della Protezione Civile, la Prefettura di Messina, il Sindaco di Lipari e l'INGV e se la situazione dovesse peggiorare sarebbe pronta a chiedere al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di mobilitazione straordinaria. È una nota con le dichiarazioni a firma del Governatore Renato Schifani a dare l'idea di quanto preoccupi l'allerta rossa proclamata nelle ultime ore nell'isola delle Eolie dove dopo l'esplosione di 2 giorni fa da ieri pomeriggio l'attività del vulcano è ripresa in maniera intensa. La Prefettura di Messina ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi, oggi nuova riunione del Comitato Operativo che sta monitorando minuto per minuto la situazione. Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto si stanno alternando per monitorare lo specchio d'acqua interessato e le acque che costeggiano l'isola. Sono stati chiesti ulteriori rinforzi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Il sindaco di Lipari con un'ordinanza ha disposto il divieto di scalata allo Stromboli e di avvicinamento e sosta in prossimità delle spiagge in orario notturno e con un'altra ordinanza ha fatto scattare il divieto di approdo dalle imbarcazioni non in servizio di linea che effettuano escursioni turistiche giornaliere e la sosta o l'ancoraggio in prossimità della costa. Il sindaco Cullo sta anche verificando gli adempimenti previsti dal piano di evacuazione nei casi di necessità e proprio nell'ottica di prevenzione di possibili situazioni di emergenza sono state allertate le strutture sanitarie ed ospedaliere nonché le prefetture di Palermo, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Salerno. E da questa mattina la situazione è tornata alla normalità invece sull'Etna, che la notte scorsa ha dato spettacolo con fontane di lava visibili anche in lontananza. Orazio Longo. Torna a placarsi l'Etna dopo la fase parossistica che si è sviluppata dal cratere Voragine con un'intensa attività stromboliana che è culminata con fontane di lava incandescente e l'emissione di una nube di plume vulcanico alta quasi 5 chilometri. Così si è presentato il vulcano ai turisti e non solo ai turisti che da Catania e dai paesi pedemontani fino a Siracusa hanno ripreso lo spettacolo notturno che è durato diverse ore. Dall'INGV fanno sapere che l'eruzione si è poi gradualmente affievolita per cessare intorno alle 4 del mattino, mantenendo per circa un'ora ancora l'attività stromboliana. L'attività di fontana di lava intorno alle 4 del mattino si è esaurita. Il fenomeno attualmente è in forte regressione e il fenomeno parossistico si può considerare concluso. In
intorno appunto alle 5 del mattino e attualmente i sistemi di monitoraggio indicano un graduale rientro dei parametri su valori medi. Comunque ancora la situazione, il quadro è in evoluzione. E anche i valori del tremore vulcanico, indicatori dell'energia dei condotti magmatici dell'Etna, sono precipitati dalla zona rossa a quella gialla e sono al momento ancora in caduta. A causa della cenere, in mattinata sono state ore da incubo per i passeggeri in aeroporto tra voli cancellati e dirottati. Nel primo pomeriggio, però, l'unità di crisi ha disposto la riapertura totale e completa dello scalo. Sentiamo Tonino De Mana. Chi mangia, chi dorme, chi lavora, chi gioca, chi si rilassa sul prato o sotto un albero. Si fa di tutto per ammazzare l'attesa derivata dalla chiusura dell'aeroporto di Catania, letteralmente ricoperto di cenere vulcanica. Un'emergenza che getta nello sconforto i viaggiatori smarriti davanti ai pannelli che indicano cancellazioni a raffica. Madre Natura ha detto che voleva eruttare e ha eruttato, però vi giuro. Ci sta molta precarietà in questo aeroporto, non c'è assistenza, non c'è niente. Da quanto tempo è qui? Io un giorno, sperando che me la cavo, come diceva il grande film di Paolo Villaggio. Il volo è stato riprogrammato per domenica alle 22:30 con uno scalo interminabile di circa 6 ore a Milano Linate per poi prendere il volo verso Kingston. Più che arrabbiato, desolato, però all'Etna non si può fare qualcosa di più di quello che è. Dove è diretto? Milano. Stavamo pensando di andare a riprenotare la macchina e andare al mare. Resteremo qui e poi andremo in autobus in Ancona. C'è chi da Catania è costretto a spostarsi a Palermo. Se avessi perso questo volo per Pisa sarebbe stato un problema doppio per tutto il weekend. E adesso di nuovo da Catania dobbiamo andare a Palermo con l'autobus con tutti i disagi che ne comporta e poi da lì per cercare di prendere un volo e andare a Milano. Servizi igienici ed aree ristoro presi d'assalto, c'è la fila anche per le prese elettriche utili a ricaricare PC e smartphone, fedeli alleati per restare informati sul viaggio da fare o da riprogrammare. E disagi per la cenere ovviamente anche in città. Al centro di Catania la Coltrenera ha invaso ogni cosa. Ordinanza del sindaco Trantino che per 48 ore vieta la circolazione di mezzi a due ruote e limita la velocità delle auto. Ascoltiamo. Paesaggi insoliti, dal borgo siracusano di Ortigia alla spiaggia della Playa, passando per il centro di Catania, ricoperta di cenere vulcanica, fastidiosa per gli occhi, dannosa per i polmoni e pericolosa per i mezzi a due ruote. Ora che l'Etna ha concesso una tregua, restano sul campo le pesanti conseguenze su strade, piazze, terrazze e balconi. Tutto nero, come l'umore di chi è costretto a spazzare la cenere lavica che ricopre ogni cosa. A Catania il sindaco Enrico Trantino ha emanato un'ordinanza con cui vieta per le prossime 48 ore la circolazione di mezzi a due ruote, cicli e motocicli e limita la percorrenza degli automezzi sino alla velocità massima di 30 km/h in tutte le strade del territorio comunale. A giudicare dalle immagini però sono in pochi a rispettarla, come spesso accade si continua a sfrecciare incuranti del pericolo, specie per chi si sposta in scooter, moto e monopattini. Dalla strada alla spiaggia, dove la Coltrenera si è depositata copiosa, costringendo gli operatori balneari ad una corsa contro il tempo per renderli puliti ed accoglienti. Il comune ha disposto di depositare la sabbia vulcanica eliminata dagli spazi privati in contenitori di piccole dimensioni in prossimità delle abitazioni. La speranza è che tutto questo venga rispettato. E diamo un aggiornamento rispetto proprio all'ultima notizia che avete sentito nel servizio, considerata l'intensa caduta di cenere vulcanica su Catania. Per agevolare il più rapido conferimento nelle piattaforme di raccolta, l'amministrazione comunale ha stabilito 2 specifici centri di raccolta nelle isole ecologiche di Viale Tirreno a Trappeto Nord e in via Gianni a Picanello. Lunedì e martedì prossimi, inoltre, in via straordinaria dalle 7 alle 17, altri 2 centri di raccolta mobile verranno posizionati a Canalicchio, in via Mario Berardo Cetrone, ex Largo Merola, e Annesima inferiore nello Slargo, davanti all'Istituto Gemellaro di Corso Indipendenza. Cambiamo argomento e torniamo a parlare dello stupro al Foro Italico di Palermo. Le parole della vittima in aula: non ho mai detto che è stato bellissimo, e rimarca ancora la vittima: non ho mai avuto un rapporto con il datore di lavoro del mio ex fidanzato. Sentiamo Marco Gulla. È
È tornata in un'aula di tribunale per parlare ancora di quella notte, a distanza di un anno. La ragazza stuprata dal branco al Foro Italico di Palermo, citata a deporre su alcuni aspetti della vicenda dai legali degli indagati, è comparsa davanti ai giudici di Palermo. La 19enne ha negato di avere mai avuto una relazione sessuale col datore di lavoro dell'ex fidanzato e di avergli parlato della violenza subita, definendola un bellissimo rapporto. In aula, dunque, ha smentito sia di aver avuto un rapporto col datore di lavoro del suo ex, sia di avergli detto la frase da lui riferita: è stato bellissimo farlo con 7 persone. Per gli avvocati che difendono i 7 che sono attualmente in carcere, la testimonianza raccolta nel corso delle indagini difensive poteva dimostrare che le cose si sarebbero svolte in modo differente rispetto a quanto denunciato dalla ragazza. Il processo è stato rinviato al 9 settembre per l'esame degli imputati Angelo Flores, il maggiore del branco che filmò la violenza col telefonino, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Cristian Maronia, Samuele Lagrassa ed Elio Arnao. Un 7° imputato, allora minorenne, è già stato condannato. E avrebbero violentato 2 studentesse americane in vacanza studio. A Siracusa sono stati fermati 2 giovani. Orazio Longo. La scusa è quella di chiedere in prestito la carta d'identità per prelevare le sigarette dal distributore automatico. L'intenzione è quella di violentarle. 2 giovani di 18 e 19 anni sono stati fermati dalla polizia di Siracusa su provvedimento della procura per violenza sessuale aggravata ai danni di 2 studentesse americane. I fatti sono avvenuti la notte del 3 luglio scorso. Secondo quanto hanno potuto ricostruire i poliziotti, le 2 giovani studentesse statunitensi in vacanza studio a Siracusa, dopo aver trascorso una serata in allegria a Ortigia, mentre stavano facendo rientro a casa, venivano avvicinate da 2 ragazzi a bordo di uno scooter nei pressi della Marina. Questi, con il pretesto di chiedere in prestito i documenti necessari per recarsi al distributore automatico di sigarette, si intrattenevano con le ragazze approfittando della loro ingenuità, dell'ora notturna e della difficoltà nella comprensione della lingua italiana. Successivamente venivano indotte a separarsi, subendo le violenze degli aggressori in luoghi diversi. Una delle violenze veniva consumata in un belvedere nei pressi del lungomare, l'altra all'interno di un'abitazione sita nelle vicinanze. Dopo la denuncia presentata dalle 2 ragazze, l'attività investigativa ha consentito di sviluppare un quadro probatorio di un certo rilievo che ha portato la procura a emettere un provvedimento precautelare nei confronti degli indagati che sono stati rinchiusi presso il carcere di Cavadonna. L'ex PM Natoli, convocato per un interrogatorio dalla procura di Caltanissetta, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Natoli per anni nel pool antimafia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino è indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra e calunnia. Secondo i magistrati nisseni avrebbe aiutato alcuni imprenditori mafiosi a sfuggire alle indagini. L'ex PM si è riservato di chiedere alla Procura della Repubblica un successivo interrogatorio in cui fornire ogni utile chiarimento. Ancora violenza a Palermo. Nel centro storico un tunisino di 17 anni è stato selvaggiamente picchiato. Un altro episodio in piazza Principe di Camporeale. Un rider di 55 anni è stato picchiato da 20 persone. Marco Gullà. Lo scenario è ancora quello del centro storico di Palermo, un nuovo episodio di violenza gravissimo. Siamo in via Fiume e in questa arteria che si collega con via Macheda e via Roma si è consumata una violenta rissa fra un gruppo di tunisini e un'altra persona che prima le avrebbe prese e poi sarebbe tornata da Ballarò con i rinforzi per vendicarsi. Ad avere la peggio un ragazzo tunisino di 17 anni ha una grave emorragia cerebrale provocata dalle percosse. La prognosi è riservata. Nella zona ci sono diverse telecamere di videosorveglianza che gli investigatori stanno esaminando. Secondo i medici del Policlinico, le condizioni del giovane sono disperate. Gli agenti di polizia hanno trascorso l'intera serata nella zona per cercare di ricostruire quanto successo. Questa mattina alcuni residenti e associazioni si sono nuovamente riuniti per parlare dell'ennesimo episodio di violenza nel cuore del centro cittadino. Ciò che è successo è veramente un fatto increscioso che ci lascia sgomenti e che ci fa rinnovare nuovamente ciò che abbiamo chiesto con la raccolta firme e con la fiaccolata. Vogliamo più sicurezza per il territorio, ma soprattutto per la città di Palermo e la presenza costante delle forze dell'ordine. Un altro grave episodio di violenza si è consumato in piazza Principe di Camporeale. Un rider di 55 anni è stato selvaggiamente picchiato da un cliente che gli aveva chiesto di portare l'ordine al piano. Poi, al no del rider, il cliente ha cominciato a inveire ed è sceso. Ha cominciato a picchiarlo, buttandolo per terra e nel
frattempo dal palazzo sono arrivate una ventina di persone e hanno iniziato a prenderlo a calci a pugni dappertutto per l'uomo andato all'ospedale, prognosi di 90 giorni. Acque di fogna depurate per fronteggiare la siccità. Il progetto diventa realtà con un decreto regionale. Intanto la Protezione Civile mette in campo una nave militare per portare acqua potabile in Sicilia. Maglio Viola. Soldi ai comuni per comprare nuove autobotti e far fronte alla crisi idrica, acqua reflua depurata per l'utilizzo da parte delle campagne e una nave cisterna militare pronta a intervenire per rifornire d'acqua ai comuni della fascia costiera nell'Agrigentino e nel Gelese. Sono gli interventi d'emergenza contro la sete messi in campo nella sola giornata di oggi dalla Regione e dalla Protezione Civile. Le acque reflue provenienti da Castelvetrano nel Trapanese e depurate nell'impianto di via Errante Vecchia potranno essere utilizzate per scopi irrigui nelle campagne delle province di Agrigento e Trapani. Dispone così un decreto del Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti. Nel documento vengono anche fissate le prescrizioni di carattere sanitario e i controlli periodici sulla qualità dell'acqua depurata riutilizzata per l'irrigazione. Nel settore agricolo, inoltre, la Regione sosterrà finanziariamente i nuovi imprenditori che volessero intraprendere questa strada. Sempre dalla Regione arriva 1,5 milioni per nuove autobotti, dopo che in una riunione fra Prefettura e Protezione Civile era emerso che ce ne sono disponibili solo 86 e in alcune province soltanto 2 come Enne e Ragusa e persino soltanto una nel Nisseno. Infine la nave cisterna della Marina Militare, individuata dal capo della Protezione Civile siciliana Salvo Cocina, d'intesa con la Protezione Civile nazionale su sollecitazione del presidente Schifani. La nave si trova ormeggiata ad Augusta, può trasportare fino a 1200 metri cubi di acqua ed è pronta a salpare in base alle indicazioni sull'emergenza che arriveranno dalla regione. Il porto di Licata è stato ritenuto ad oggi il più idoneo per l'approdo e da lì partirà la distribuzione. Cominciano domani i saldi in Sicilia. Secondo le proiezioni di Federconsumatori, 150 euro è la spesa prevista per ogni famiglia, con un giro d'affari che sarà di circa 14 milioni. Desiree Ferlito. Buone notizie in arrivo per gli amanti dello shopping. Previsto per domani, sabato 6 luglio, l'inizio dei saldi in Sicilia. Al via il periodo dedicato alle grandi occasioni per acquistare abbigliamento, calzature, accessori e articoli per la casa a prezzi ridotti. Chi ha atteso il momento giusto per aggiudicarsi quel capo dal prezzo troppo alto può approfittare della stagione dei grandi affari. Il calo del potere di acquisto delle famiglie non determinerà spese pazze o folle oceaniche, ma secondo la proiezione di Federconsumatori Palermo il 38% delle famiglie approfitterà dei saldi per una spesa di 150 euro a nucleo, un giro di affari che sarà di circa 14 milioni di euro. Federconsumatori ricorda alcune regole fondamentali per tutelare gli acquirenti. La raccomandazione più importante è quella di verificare prima della loro partenza ufficiale il prezzo del prodotto che si intende acquistare. Solo in questo modo sarà possibile valutare la reale convenienza dell'acquisto ed evitare le furbate di qualche commerciante scorretto. Su ogni prodotto deve essere indicato obbligatoriamente ed in modo chiaro e leggibile il vecchio prezzo, quello nuovo e il valore in percentuale dello sconto. Conservare sempre lo scontrino quale prova di acquisto sarà prezioso in caso di merce difettosa, in quanto obbliga il commerciante alla sostituzione o al rimborso di quanto pagato. Regole alla mano, non sono da trascurare gli effetti positivi dello shopping. A livello del sistema nervoso centrale, infatti, vengono coinvolti i cosiddetti ormoni della felicità, serotonina e dopamina, portatori di sensazioni positive di benessere. Tutto esaurito al Teatro Antico di Taormina per il grande show in sostegno del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica, appunto, di Taormina. Sul palco i più amati artisti siciliani, mattatore della serata, Fiorello. Eva Spampinato. Cioè, meglio fare che chiudere, no? Chiudere un reparto del genere. Vabbè, c'è a Palermo, insomma, la distanza tra Catania e Palermo la conosciamo tutti, tra Taormina e Palermo, quindi non è così semplice poi spostarsi. Tutta la verve, la simpatia e l'empatia di Rosario Fiorello a sostegno del Centro di Cardiochirurgia Pediatrica di Taormina in una serata stellare al Teatro Antico tra lo spettacolo dell'Etna in eruzione e il colpo d'occhio di un anfiteatro stracolmo di gente. 4.500 persone che hanno contribuito alla raccolta fondi per supportare il centro che offre assistenza cardiochirurgica ai bambini non solo siciliani ma anche provenienti dal resto del Mediterraneo e del Sudafrica.
Credo che per la prima volta Regione Sicilia e Ministero abbiano un comune intento, che è quello di appunto continuare le attività del centro, riconoscerle, soprattutto, che per noi è l'aspetto più importante. Da Fiorello a Gianfranco Iannuzzo, passando per i Soldi Spicci, Giuseppe e Anna Castiglia, Mario Incudine, Mimmo Cavallaro e l'orchestra Plettro Città di Taormina, sul palco a titolo gratuito per ribadire che il CCPM non va chiuso. Penso che la risata sia veramente una medicina fortissima e grandissima, soprattutto, come diceva Claudio, per una causa così bella che riguarda i bambini. Questo è uno degli aspetti belli del nostro lavoro, quando abbiamo la possibilità di utilizzare la popolarità e l'affetto soprattutto di cui godiamo e cercare di capitalizzarlo in qualcosa di molto serio. La serata è stata presentata da Salvo La Rosa, che non è mai rimasto solo sul palco. Al suo fianco un co-conduttore d'eccellenza, proprio Rosario Fiorello. Tutta l'infanzia l'ho passata in questo triangolo tra Giardini, Letojanni e Taormina. Qui venivo al Teatro Greco a vedere Burt Lancaster, io mi ricordo i grandi divi di Hollywood che arrivavano qui. Quindi tornare qui per dare un messaggio di questa importanza è certo una cosa per me anche emozionante. Si chiede la deroga e la conseguente stabilizzazione, deroga su cui, a quanto si apprende dai videomessaggi inviati dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Schifani, il Governo sta lavorando. Noi ci fermiamo adesso, torniamo fra poco con il calciomercato. Ben ritrovati, seconda parte del nostro TG dedicata al calciomercato. Visite mediche oggi per Armando Anastasio, terzo colpo per il Catania. Il 3 agosto a Chiavari contro la Carrarese, l'esordio ufficiale stagionale dei rossazzurri nel preliminare di Coppa Italia. Francesco Triolo. Armando Anastasio, un nuovo giocatore del Catania, 27 anni, difensore di proprietà del Monza. Lo scorso anno ha giocato alla Casertana, ha effettuato le visite mediche e quindi ha completato tutte le procedure per il suo tesseramento. Quasi definito anche l'arrivo di Filippo D'Andrea, attaccante dell'Audace Cerignola. I rossazzurri provano a chiudere adesso anche per il centrocampista trentunenne Luca Verna, attualmente in forza al Catanzaro, club con cui ha totalizzato più di 150 presenze. Intanto è stato definito il giorno e l'orario dell'esordio ufficiale del Catania, la partita del turno preliminare di Coppa Italia. I rossazzurri giocheranno il 3 agosto con inizio alle 18 allo stadio di Chiavari contro la Carrarese. A Messina invece è fresca la nomina del direttore sportivo Giuseppe Pavone, uno zemaniano doc che si sposa con la filosofia di Giacomo Modica. Toccherà a lui gestire il mercato, anche se si attendono notizie sul passaggio di proprietà annunciato alla stessa società, ma su cui c'è il massimo riservo sul nome del fondo americano che dovrebbe subentrare alla famiglia Sciotto. Particolarmente attivo il Trapani dopo l'acquisto di Canutè. I Granata stanno definendo l'arrivo di Nermin Karic, che si trasferirà a titolo definitivo dal Benevento con un contratto di 3 anni. Vicino ai Granata anche il difensore del Bari Daniele Celiento, lo scorso anno in prestito alla Casertana. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e una buona serata.